Il Matera in casa pareggia 1-1 contro il Monopoli, ma in virtù di una migliore posizione di classifica nella stagione regolare accede al turno successivo dove incontrerà il Foggia che in trasferta, dopo i supplementari, supera 4-2 il San Felice Gladiator. Anche la sfida di scena il 21 settembre Franco-Salerno termina ai supplementari con i materani in 7 ed i pugliesi in 9. In vantaggio i locali con Muro al quarto della ripresa su un tiro cross partito dalla sinistra. 20 minuti dopo, secondo giallo per Marinucci Palermo e padroni di casa in 10. Al 35esimo il pareggio degli ospiti con Colella di testa sugli sviluppi di un corner. Passano 2 minuti e vanno fuori per reciproche scorrettezze Oliveira e la Criolla. Quindi il risultato non cambia fino al 90esimo. Nel primo tempo supplementare espulsi Ciano al secondo minuto, doppia ammonizione, e Maiella al settimo per una gomitata su Calabuig. Il Matera difende il pari in 8 contro 9, nel secondo supplementare perde anche Cruciani al quinto, doppio giallo per lui, il Monopoli ci prova, ma i biancazzurri conquistano l'accesso al turno successivo dei playoff in programma mercoledì alle 15 sempre al 21 settembre.